Noi vogliamo che tutti i cittadini possano riprendersi il loro futuro, il sì vuol dire migliorare, ricostruire la città che è stata impoverita, il no vuol dire distruggerla, ma vuol dire distruggere Mestre e anche Venezia. Mestre ha tutto da guadagnare dalla creazione di un proprio comune. Ne è convinto Giovanni Armellin, mestrino doc, presidente del comitato Muoversi, che sostiene il sì alla separazione di Venezia e Mestre, una città quest'ultima che patisce la presenza di Venezia non solo in termini di identità, ma anche in termini economici, perché di Venezia, sempre secondo Armellin, Mestre prende tutti gli svantaggi, a partire dalle imposte comunali. È la città che ha una Tari che è il doppio di tutti gli altri comuni d'Italia, che ha un'IMU altissima. Che cosa significa questo? Che in un comune autonomo riduco della metà la Tari, riduco della metà l'IMU e che cosa faccio? Faccio in modo che ritornino le imprese. Quelle imprese che sono scappate da Mestre e da Marghera e sono andate a Santa Maria di Sala, sono andate a Marcon, sono andate a Spinea. Per Armelina allora non è un caso che tra quelle delle maggiori città del Veneto Piazza Ferretto sia la prima per numero di negozi chiusi. Da Venezia poi è anche arrivato un fenomeno di turistizzazione degli appartamenti e trovare case è sempre più difficile. Anche Mestre sta perdendo abitanti. Ed è un altro male che sta subendo Mestre. Cosa assurda, ma è così. Invece, avendo due comuni autonomi, si fanno politiche differenziate. Mestre rimarrà sempre il polmone, diciamo, di espansione che possa in qualche modo aiutare Venezia nel turismo, ma gli si deve dare un'identità, bisogna dargli la possibilità di crescere. È la città del Triveneto che ha tutte le infrastrutture, che in tutte le altre città del Triveneto ci invidiano, e stiamo qui a parlare come svilupparla. Vuol dire che c'è una miopia, incapacità della politica di dare delle risposte. Questo è un dato di fatto.